Bentornati e bentrovati a Storie. Vorrei iniziare questa puntata con un piccolo aneddoto. Si racconta, poi vi dico anche dove, che il Re Serse era il re dei Persiani, che aveva un sacco di navi, di eserciti, eccetera, eccetera. Quando giunse vicino al mare della Grecia, quindi quando giunse vicino a quello che doveva essere il luogo dello scontro finale con i greci, che poi non fu il luogo dello scontro finale con i greci, però, facendola breve, quando questo uomo, questo grande re, si affacciò e vide tutti gli eserciti greci e tutti gli eserciti persiani schierati, scoppiò a piangere. E c'era un commendatore di corte, un maggiordomo, che si chiama Artabano, e Artabano chiese: come mai, maestà, piangete alla vista di quella che era una potenza militare enorme, quella della Persia, di fronte a una potenza militare abbastanza, come dire, raccogliticcia, posticcia, come sembrava quella degli ateniesi e dei greci. E Serse si gira e dice: io piango perché tra 100 anni di questi uomini non sarà rimasto niente, né di chi ha vinto né di chi ha perso. Questo racconto è dentro le storie di Erodoto. Erodoto praticamente quando racconta, interpreta e in qualche modo fa dire ai personaggi di cui racconta la storia il suo giudizio, il suo punto di vista. Ed è molto interessante perché lui dice: è vero, noi le guerre persiane, vi faccio questo piccolo spoiler, come si dice in gergo ormai televisivo, le guerre persiane sono state vinte dagli ateniesi, sono state vinte dai greci, però 100 anni dopo nessuno di loro è qui a festeggiare. Ecco, in Erodoto c'è un po' il senso della storia, il senso del fatto che la storia si porta via tutto. Diremmo quasi che Erodoto, di cui stiamo parlando in queste puntate perché è il primo storico, può fare storia proprio perché lui è coinvolto con tante vicende. È filo ateniese, tifa apertamente per i greci, fa una ricostruzione molto partigiana e faziosa della storia, assolutamente. Ma può parlare della storia perché lui si rende conto che in realtà la storia ha una sua capacità di essere effimera, ha una sua capacità transitoria, transitiva, e quindi essendo transitoria e transitiva, quindi anche portatrice di cose che vanno al di là di se stessa, nessuna storia merita fino in fondo di essere vissuta da tifoso. Lui la vive un po' da tifoso, però riesce a raccontarla perché in qualche modo ha una distanza dagli avvenimenti che è data dal disincanto, dal pessimismo. Erodoto è uno storico pessimista che dice: gli uomini si danno tanto da fare, costruiscono tanto la loro storia e poi si trovano sprovveduti di fronte alla vita, di fronte alla realtà, di fronte alle cose. Molto interessante perché abbiamo raccontato in queste puntate, in queste settimane, il passaggio dal mondo arcaico al mondo classico e abbiamo visto nella favola la ricerca di una morale, la ricerca di un insegnamento, l'insegnamento che veniva trasmessa la sera intorno al camino, intorno al fuoco, camino non c'era, intorno al fuoco con cui si andava a letto, no? E abbiamo visto poi la geografia, il tentativo di descrivere coloro che erano accanto a noi non come dei mostri, ma come delle persone da conoscere. E adesso vediamo il tentativo della storia dove la vicenda delle persone viene raccontata come una vicenda in costruzione, come una vicenda che non deve destare troppa passione, non perché sia una vicenda negativa, ma perché è una vicenda che qualunque risultato poi porti, in qualche modo viene superata dal fatto che la vita si porta via tutto. Quindi Erodoto è uno scrittore estremamente pessimista e in forza di questo pessimismo produce quello che è il primo grande racconto storico della storia dell'umanità. Adesso che cosa succede? Succede che finiti questi grandi autori, il grande passaggio, come nel mondo arcaico si passa dalla letteratura arcaica alla letteratura classica, abbiamo visto comunque generi letterari, così anche nella filosofia si passa dai primissimi filosofi presocratici della scuola ionica a filosofi invece molto più complessi, che portano una complessità. E quindi il passaggio all'età classica è dato da un cambiamento di paradigma sociale. Per la prima volta le famiglie non hanno più l'ultima parola, ma le città entrano in una dinamica diversa. È dato da una curiosità maggiore nei confronti delle cose
ed è data anche da una complessità del pensiero che dovremo raccontarci nelle prossime settimane, perché mette a punto alcuni nodi che sono centrali anche per il nostro presente e per il nostro essere pensatori oggi. Ma tutto questo lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a storie, non perdiamoci di vista e restiamo insieme.